Buonasera, ben chiataz a Novis. Maratone notturne per votazione sui emendamenti e manovre finanziarie in Commissione Bilancia e Chiamare. Tra gli sproroghi che hanno avuto la vie libere che al 31 dicembre dal 110%, intanto che gli è stata sopprimute la norma sul cuvierte di 60 euro per il pagamento cui POS. Attorno in dunque molte sanzioni per i commercianti che refusano di accettare pagamenti con chiarti se bancomat e torna la possibilità di tornare a negoziare il mutuo passante dal tasso variabile a quelle fisse e cambiare la norma che riviota per il 2023 e 2024 la rivalutazione automatica delle pensioni. E ieri va di gnot la via libera e definitiva e entrate in funzione del NUCO che assorbirà tutte le funzioni di Autovie Venete. Ad all'ok è stata la Commissione de Chiamare con un emendamento apposto l'at dentro in tema manovre di bilancio. La conferma ieri va questa mattina dal Presidente Regione Massimiliano Fedriga. I passaggi sono completati come alla ditta Fedriga e dunque il sottentrio potrà regolarmente scominciare in tal 2023. Al Trieste Airport è state presentate una nuove livree per gli avioni delle compagnie di bandiere italiane Ita Airways, dedicate al Friuli Vignese Giulia. L'occasione è stata la presentazione dal quarto svolo giornaliero tra la capitale regionale Rome in partenza dall'estate dal 2023. Su ogni sente dal velivolo sarà mettuto un QR code che rimanda diverse informazioni delle nostre regioni, intanto che avvigneranno servizi, alimenti e bevande, col bol io sono Friuli Venezia Giulia. La nostra è la prima regione d'Italia a far partire un progetto di questo genere. E ha passato quote 145 milioni la spesa di Nadal fatte des famese per cui sta prodotti tipici regionali des imprese artesanis. Un finale tanto positivo per un anno in crescita per il settore che al conte 622 aziende e poi di 30.000 addetti in provincia di Udine. Il ponte Duglioso al riguardo dei giovani, l'ha commentato il presidente di Confartesanati Impresi Sud, Graziano Tilatti. Per il ricambi generazionali, a conventi in misure importanti dal governo, tanto che il tai des tassis, in tai prins, ains di attività e prestiti agevolati. L'Associazione Nazionale Comuns Italians dal Friuli Vignesi Giulia ha firmato un protocollo di intese con la Regione per promozione della salute in te comunità, con l'obiettivo di favorire la cooperazione tra le varie realtà e diffondere sul territorio iniziative di prevenzione e promozione della salute. La guardia è stata presentata di Giuseppe Napoli, presidente di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia, insieme al presidente regionale di ANCI Dorino Favot e al vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. L'importanza di queste iniziative l'ha commentata Riccardi e gli date de sua capillarità sul territorio, in modo di arrivare con costanza a zone difficili, con messaggi importanti leati a prevenzione, salute e stile di vita. Non si bonin le polemiche a Pordenone per costruzione in via Molinari di una palacina di 12 plans. Il Partito Democratico Cittadino ha sottolineato che è un'opera che impatta masse e che causerà anche un aumento di traffico su che strade. Le opposizioni hanno rimarcato che sono opere più importanti in città di pensare in questo momento, tanto che la ex fiera e la nuova sede dei vigili urbani. Nessun passo in dauro dal sindaco Ciriani, un palazzo dagli Ender in una città di più di 50.000 abitanti al DIS non varesse di spaurì nessuno.
Sarà rifatta ad Implen il parco di vie dal Vascello a Udin. La Zonte udinese ha approvato il progetto di fattibilità tecniche ed economiche, rivedendo il costo a 976.000 euro. Il progetto, l'ha detto il vice sindaco Loris Michelini, al previsto la riorganizzazione dei puesti dal parco e la loro razionalizzazione con la sistemazione dell'impianto di illuminazione, la creazione dei sisulis di traffico e la automatizzazione dei stangis di entrate e di essude. In te aree slargiate per 4.000 metri quadris e chiataran puest 160 puesti auto e è previuta anche la costruzione di puesit protetto per bicicletis, sedi privatis che le adis al bike sharing. Ultimi partidis dal 2022 per web gesteco cividate a Pudin che affronteranno in maniere rispettive Chieti in Abruzzo e Ferrare al Carnera. Dutis dos lis squadris arrivin di certis disfatis consecutivis, dos par cividate, tre par Udin. Obiettiv sarà al miglior lan che in particolare per gesteco all'estate plen di soddisfazione con la promozione in adoi rivade sul parquet cividin a giugno. Al tornerà in curta ad allenarsi sul camp Adam Masina, difensore dall'Udinese Ferdi. Settembre il giocatore marocchin si è infortunato contro la Florentina ai quarte giornate, riportando la rottura dall'allenamento crosato dal Zenoli. Intanto dice che a Vegnin tornerà sui camps di allenamento. Alla dit Masina in curta o podarà i cori insieme ai compagni. Masina ha commentato anche la lunga fermata invernale causata dai mondiali che terminerà ai 4 di Zenar. Questo campionato crevato è un punto interrogativo per Ducial, sarà fondamentale recuperare una condizione atletica prima possibile. E per queste sere alle dut, Gnovis al torne domani, sempre a 9, mancul vince. Buone serate a tutti, mandi.